Giornata del dialogo islamo-cristiano 2024. Oggi è stato un momento storico per la diocesi di Vittorio Veneto, ma direi anche per tutto il territorio della provincia di Treviso. Questa visita guidata alla sala di preghiera del Centro Culturale Islamico Emanet di Susegana. Ecco, anche lei ha dato il suo importante contributo, Eccellenza. Sì, mi pare che siano da favorire momenti come questo, che pur rispettando le diversità che non devono essere eliminate in maniera forzata o artificiosa, mettono in dialogo, in relazione credenti in religioni diverse, per sfatare quell'assioma che spesso nel mondo laico si sente dire, che le religioni sono fonte di divisione, di conflitti e di guerre. Può essere stato in passato e può crearsi, ma è una patologia che va superata attraverso forme di contatto, di rapporto rispettoso, di dialogo e di collaborazione in vista di obiettivi e di valori che superano le divisioni, che sono la fraternità, che sono la pace, che sono il rispetto anche della legge e delle tradizioni di un popolo. Il momento più importante forse è stato quello dell'invocazione alla pace che è stata fatta alla fine da lei e dall'imam del centro di Susegana. Sì, penso che proprio questa consonanza di invocazioni fa capire quanto abbiamo bisogno di pace nel mondo, non solo perché cessino le guerre e guerreggiate, ma perché cessino anche le divisioni, le incompatibilità, i rifiuti reciproci che a volte avvelenano i rapporti umani.